Una corteccia che riesce in qualche modo anche a frenare i nostri istinti più bruti, non sempre, perché le cronache purtroppo ci mettono davanti anche a chi questa corteccia forse c'era un po' difettosa, vero professore? Se c'era difettosa non lo so. Certo, la corteccia nell'Ottocento si diceva che aveva una funzione prevalentemente inibitoria. Perché si diceva questo? Perché se a un cane gli staccavi la corteccia, quello cominciava a muoversi, a agitarsi, ad abbaiare. Quindi da questo è nata l'idea, non del tutto giusta, che la corteccia ha un ruolo inibitorio. Certo, quello che passa per la corteccia cambia. Per esempio, noi come tutti gli animali abbiamo paura del fuoco, ma l'animale ha paura del fuoco e non si discute. Noi l'idea di fuoco ci passa per la corteccia e in effetti poi ci scherziamo col fuoco, c'è anche qualcuno che fa il pompiere. Così qualsiasi animale ha paura di un precipizio e noi facciamo gli alpinisti. Che cosa vuol dire? Che vuol dire che molte delle paure e degli istinti, passando per la corteccia, vengono riconsiderati. Naturalmente non è un obbligo. Non è un obbligo, soprattutto in condizioni di stress, in condizioni di grande fretta, in condizioni di qualche patologia, la corteccia si distrae. Perché dentro siamo rimasti animali, c'è poco da fare, cioè, la corteccia ci differenzia, ma tutto il resto è rimasto tale quale, quindi c'è il cervello che abbiamo in comune con i rettili, c'è il cervello che abbiamo in comune con i primi mammiferi e naturalmente abbiamo istinti positivi e negativi. Non solo negativi, abbiamo anche istinti positivi, perché per esempio la voglia di vivere, la voglia di sopravvivere non ha nulla di razionale, non viene dalla corteccia, viene dalla parte animale, perché se noi dovessimo vivere soltanto per la parte razionale, buonanotte suonatori, io stamani mi sono alzato dal letto per ragioni irrazionali, sono venuto qua per ragioni razionali, anche se a me mi piace dare una spiegazione, mi piace dire sono venuto perché, ma non è vero niente, naturalmente la corteccia è assolutamente impotente se la parte animale, se la parte istintiva, se la parte passionale non è d'accordo. Però certo la corteccia ci serve a fare i ragionamenti, a fare le moltiplicazioni, a scrivere oltre che a parlare e a costruire tutte quelle opere che ci circondano, tra cui per esempio una sala come questa con le luci, la cinepresa e il microfono. Ecco, tutto questo gli animali non hanno mai minimamente sognato di farlo, perché hanno un cervello che fa solo quello che è necessario per sopravvivere. Il nostro cervello fa quello, ma fa anche tante cose biologicamente inutili, tra virgolette. Totalmente inutili no, perché tutto sommato siamo vivi noi, ma non siamo vivi e basta, siamo vivi e facciamo tante altre cose. Ecco, lei nel libro ci spiega che veniamo al mondo grosso modo con un numero di neuroni che poi nella nostra esistenza non cambia. Ci sono delle eccezioni, magari queste le vedremo in seguito, però diciamo che a grandi linee i neuroni con cui nasciamo sono quelli che poi ci portiamo fino alla tomba. Però che cosa succede? Qual è l'aspetto importante? Che questi neuroni si connettono fra loro con tutta una serie di ramificazioni che si chiamano sinapsi e che permettono a ciascuno di essi di comunicare con miliardi di altri simili. Ecco, da questo lei dice una frase che mi è piaciuta molto: i neuroni di oggi non sono più i neuroni di ieri e non sono ancora quelli di domani, proprio per significare che c'è questo continuo rilavorio di sinapsi che si creano e si distruggono e che sono quelle che poi ci permettono di adattarci in qualche modo. Mi chiedevo se questo rimodellamento continuo non sia veramente un elemento di adattamento, un elemento evolutivo importante per l'uomo. Ma noi abbiamo circa 100 miliardi di cellule nervose, neuroni. Guardate che 100 miliardi è un bel numero, 100 miliardi è il numero delle stelle della galassia, provate a contarle. E anche il numero delle galassie nell'universo, quindi è un numero astronomico nel vero senso della parola. Però non è quello che impressiona.
quello che impressiona, come ha detto Cristina, è che questi neuroni si toccano con un numero impressionante di connessioni o sinapsi, in media 10.000 per neurone. Se moltiplicate 100 miliardi per 10.000 viene 1 milione di miliardi, cioè nella nostra testa, anche del più fesso, ci sono 1 milione di miliardi di connessioni, le quali si sono formate i primi anni, già cominciano prima della nascita veramente, ma cambiano tutti i giorni. Per esempio io stasera ho conosciuto un paio di signori che ieri non conoscevo, se non mi rimbecillisco domani li riconosco e magari mi ricordo anche il nome. E da qualche parte sarà successo qualcosa per cui ho un volto memorizzato. Ecco, la saggezza comune di oggi, che non è chiarita fino in fondo, è che questo nuovo apprendimento, questo nuovo ricordo che io ho acquisito, per esempio venendo a Mogliano o semplicemente quando ho letto una notizia sul giornale, nasce dalla modificazione di un certo numero di connessioni sinaptiche. In realtà di nuove se ne fanno poche, però in continuazione si allentano di già esistenti o si potenziano alcune. Quindi ogni nostro apprendimento, soprattutto quando siamo piccini, ma anche quando abbiamo 90 anni, perché anche a 90 anni, se non c'è una patologia, possiamo conoscere una persona nuova, una parola nuova, un programma televisivo nuovo. Anche a 90 anni c'è una certa possibilità di rimodellamento di alcune sinapsi. Tutto l'apprendimento, tutta la memoria, la nostra personalità è il risultato dell'architettura complessiva di questo milione di miliardi di sinapsi. Ricordatevelo ogni volta che pensate che la gente è un po' complicata. Certo che la gente è un po' complicata, anche se qualcuno magari esagera. La gente è complicata perché deve estrarre in ogni istante il succo della sua esperienza, cioè di questo milione di miliardi di connessioni che si sono formate 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, ma anche stamattina. Quindi le connessioni di oggi sono diverse da quelle di stamani e se non succede niente di male saranno diverse anche da quelle di domattina. A questo punto vi devo dare una buona notizia. Qualche anno fa era uscito un libro, l'autrice si chiama Barbara Strauch, il titolo del libro è Capire un adolescente. Ebbene, in questo libro la scrittrice raccontava un po' i motivi, secondo le ultime ricerche di neurobiologia, i motivi per cui gli adolescenti sarebbero così ribelli, sarebbero imprevedibili. Il motivo, secondo appunto quello che citava la Strauch, era proprio questa attività incessante e continua di rimodellamento delle sinapsi che negli adolescenti sembra che avvenga ad un ritmo ancora più frenetico che nell'adulto e che quindi darebbe in qualche modo, renderebbe ragione di questi loro improvvisi colpi di testa. Non so se sia una buona notizia, ma è come dire un motivo in più per avere pazienza se magari un adolescente così sfugge un po' di mano. Io vorrei tornare ancora un attimo al discorso delle connessioni perché qualche anno fa, nel 2009, è stato lanciato il progetto Connettoma Umano. Voi sapete che da una quindicina d'anni agli scienziati piace molto usare termini in home. A qualche scienziato. A qualche scienziato, il professor Cucinelli no, quindi no, lui non c'entra. A me mi basta il genoma, punto e basta. Sapete che è nato il progetto Genoma, poi è nato il progetto Proteoma, cioè tutte le proteine, studiare tutte le proteine, il trascrittoma, il metaboloma, cioè tutti i metaboliti delle cellule, e nel 2009 è stato lanciato questo progetto Connettoma, cioè un progetto che mi pare sia stato finanziato con 30 milioni di dollari e il cui obiettivo sarebbe quello di mappare tutte le connessioni sinaptiche che un cervello può realizzare. A me sembra una cosa un po' campata per aria alla luce di quello che ci ha detto un attimo fa il professore. Lei che ne pensa? Ne aveva sentito parlare, immagino? Sì, beh, come tutti i progetti l'idea non è male, ma bisogna vedere da che parte si comincia, perché se stiamo parlando di un animale inferiore, per esempio tutti gli studi della memoria sono stati iniziati
con una lumaca di mare, che ha un numero bassissimo di neuroni grandi, e quindi lì tu puoi fare anche l'elenco, questo tocca questo, questo tocca questo, questo tocca quell'altro. Si tratta di numeri. Quando si arriva ai numeri anche solo di un macaco, per non parlare di un essere umano, è difficilissimo. Quindi il Connectoma è un atto di buona volontà, come tutti i progetti grandiosi, ben finanziati, internazionali, che mobilitano intelligenze. In realtà, per essere precisi, ancora noi non abbiamo il quadro completo nemmeno di come si sviluppa il cervello. Quindi c'è un altro progetto che cerca di capire come si sviluppa a grandi linee, a grandi masse il cervello. Quindi il Connectoma sarà una cosa di cui parleremo ancora per 100 anni, per 150 anni, perché dubito che anche solo le connessioni importanti verranno mappate. Certo, se vogliamo sapere di più, dobbiamo studiare di più, e quindi potrà arrivare il momento in cui alcune persone di buona volontà si rimboccheranno le maniche e faranno questa conta. Come la faranno? Non so proprio immaginare, perché certo gli strumenti migliorano sempre, le risorse migliorano sempre, ma ripeto, negli animali inferiori è relativamente facile, negli animali superiori è quasi proibitivo. In Drosophila, che è un moscerino a me molto caro, che non è certamente un essere umano, ma è enormemente più complesso della lumaca di mare, la Frisia di cui ho parlato un attimo fa, si è riusciti a fare una specie di mappa con la luce laser di quali connessioni si accendono, per esempio, quando una mosca impara a non entrare in una certa cameretta, nonostante che ci sia dell'aceto che a loro piace tanto, a non entrare in una certa cameretta perché c'è un vento che le spazza via e le uccide. Allora, dopo un certo numero di morti, alcune imparano, dovendo percorrere un labirinto, invece di andare a destra dove incontrano la morte, vanno a sinistra. Quindi questo è un apprendimento, a noi ci può far ridere il tipo di apprendimento, ma questo è un apprendimento. Ecco, in questo caso si è fatto l'inventario delle connessioni che sono in ballo e, distruggendole con uno specifico raggio laser, si è fatta ritornare stupida quella mosca che aveva imparato a non andare là. Ecco, questo naturalmente sto parlando di un moscerino, il quale, guardate, di cellule ce n'ha migliaia, non ce n'ha centinaia di miliardi, ma ce n'ha migliaia. Però questo ci fa capire che con un po' di buona volontà, tanta pazienza e tanta iniziativa si può cominciare a mappare o in positivo o in negativo un certo numero di connessioni importanti. Questa storia del moscerino è uscita 3-4 anni fa e a persone come me ha fatto un grosso effetto, una grossa impressione. Naturalmente i media come l'hanno venduta? L'hanno venduta come vendono sempre, cioè in maniera vergognosa, dicendo in questa maniera si può distruggere i ricordi brutti, senza dimenticare che i ricordi brutti spesso hanno una funzione. Se tu andando in un certo posto o facendo una certa funzione corri il rischio, è bene, oltre ai ricordi belli, avere anche i ricordi brutti. Comunque non sappiamo se la mosca questo lo considerava un ricordo bello o un ricordo brutto, ma è stato selettivamente eliminato.